Quando ho 10 minuti liberi e accendo la mia delta integrale, il percorso d'obbligo è arrivare al bar Brusco, perché questo è regola, la macchina è proprio affezionata a quelle strade lì. E in una delle tante chiacchierate che abbiamo fatto al sabato pomeriggio con i ragazzi del bar Brusco, che sono, come dice, c'è scritto sulla felpa, marchi per i rally, è stata quella di dire: ma insomma, è possibile che non riusciamo a fare qualcosa per ricordare i 40 anni del nostro rally? E hanno iniziato subito a pensare ad un'iniziativa. Questa è un'iniziativa che nasce spontaneamente da questo gruppo di amici che mi hanno contattato. Io ho messo a disposizione alcune cose, visto che da organizzatore, da appassionato, ma soprattutto da malato per i rally, ho dato a disponibilità di alcune cose che loro necessitano per effettuare questo raduno statico. E poi l'ultima settimana di marzo ci sarà una sorpresa in Sala Cordella con un'esposizione dell'autovettura, se Matteo mi darà la possibilità, se non ha bisogno di manutenzione, di cure meccaniche di Amati, di metterla in Sala Cordella con foto a ricordo, proprio perché il 31 marzo sono proprio 40 anni del primo rally di Avia, nato da Connubio Cavallari Ferrari Club, e poi sappiamo tutti quanti le evoluzioni che ha fatto. Federico è qua come delegato dello sport, anche lui è malato di rally, e posso dire che o il sottoscritto o lui porterà quella delta che a gran voce reclama di essere portata a questo raduno qua.